Oggi è una giornata molto particolare, oggi è la giornata dell'Ape e abbiamo voluto come Savno prenderci cura e continuare a prenderci cura dell'ambiente, perché ci piace ricordare che Savno non è solo una società che si occupa della gestione del rifiuto, che è comunque importante, ma soprattutto che è una società che si prende cura dell'ambiente. Siamo qui oggi a Ormelle, in questa scuola, per premiare i ragazzi per uno splendido lavoro, tale per cui sono occupati ovviamente di fare questo giardino a tutela ovviamente dell'ambiente, a tutela ovviamente anche delle api, in questa giornata che, ricordo, come dicevo prima, è esattamente la giornata delle api. Sì, questo è un progetto partito da un po' di anni e noi stiamo valorizzando, stiamo cercando di far conoscere l'ape e gli insetti impollinatori come elemento di biodiversità. Siamo entrati nelle scuole proprio perché crediamo nell'educazione ambientale che deve partire con le nuove generazioni. Oggi siamo qui a premiare questo concorso organizzato da Savno e Consiglio di Bacino, che coinvolge le scuole, e devo dire che questi ragazzi di Ormelle sono stati veramente bravi, hanno realizzato un bellissimo percorso, un bellissimo giardino, e molte volte sono i ragazzi che ci ritornano a noi qualcosa di importante, quindi oggi veramente noi adulti abbiamo ricevuto una lezione importante da questi ragazzi. L'ambiente va preservato, va tutelato, e grazie al loro entusiasmo e al loro lavoro oggi possiamo dire che abbiamo realizzato veramente un nostro obiettivo. Oggi siamo in festa perché i nostri ragazzi hanno vinto il primo premio della Savno per i giardini impollinatori. È una bella esperienza quella che noi facciamo ogni anno con Savno, che ci offre davvero un sacco di opportunità dal riciclo. Vinciamo tante volte perché la scuola proprio desidera entrare in questa dinamica, come dicevo, perché abbiamo scelto come tema del triennio nel piano dell'offerta formativa la sostenibilità, SOS Teniamoci, quindi qualsiasi progetto si agganci a questo percorso ci interessa, lo elaboriamo, lo facciamo nostro. C'è l'impegno, c'è il lavoro, ma vi assicuro c'è soprattutto l'entusiasmo degli insegnanti che fanno squadra, che si divertono insieme ai ragazzi, e questo credo sia la chiave vincente per portare avanti progetti che poi in realtà sono altamente educativi e molto impegnativi. Ecco. E questo è il nostro giardino delle api, che servono per, per fare il polline. E invece là c'è l'hotel per le api che serve per rifugiarsi e anche per magari proteggersi dal vento o dalla pioggia. E adesso vi spiegherò tutte le piante che ci sono. C'è la achillea, poi le margherite, poi della citrus, boh, non so, poi della fiordaliso, del timo, dell'origano, della salvia, della lavanda, del farinello e rosmarino. E questo è il nostro percorso sensoriale, con all'inizio della paglia, della corteccia dell'albero, della ghiaia, dei sassi, dell'erba, della terra, e la segatura di albero e dei rami. E questo percorso è molto rilassante, quindi l'abbiamo anche creato per i bambini della primaria e anche per gli adulti, per provare queste sensazioni.